Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Rieccoci, torna la nostra trasmissione dedicata al meraviglioso mondo dell'agricoltura. Saluto come sempre il Presidente Massimino Magliocchi, bentornato Presidente. Come sempre saluto il nostro Nino Iannotta che anche oggi ci darà preziosi consigli. Benvenuto, bentornato anche a lei. È stata un'estate un po' particolare, no? Quella che ci lasciamo adesso alle spalle. Scorso anno abbiamo avuto un'estate tremenda, incendi, caldo, afa, eccetera, eccetera. Quest'anno invece è stata più fresca, no? Possiamo dire così, un po' più bagnata, visto le piogge che ci hanno accompagnato. Ecco, per quanto riguarda i nostri prodotti, la terra, i nostri ulivi, allora queste condizioni climatiche sono state, insomma, favorevoli oppure hanno creato qualche danno? Sotto molti aspetti sono stati favorevoli, perché non dimentichiamo mai che ci sono delle esigenze idriche che per l'olivo sono fondamentali, perché quasi tutti gli impianti olivicoli sono privi di un impianto di irrigazione ad hoc, quindi diciamo avere dei soccorsi idrici durante l'estate non è male. Da un punto di vista qualitativo non mi sento di esprimere lo stesso ottimismo, perché l'anno scorso con quelle temperature elevatissime e quelle condizioni atmosferiche siamo stati esentati da tutti gli attacchi parassitari, soprattutto quelli della mosca, e quindi abbiamo avuto un prodotto qualitativamente eccezionale. Quest'anno ancora non siamo in grado di poterlo giudicare dal punto di vista qualitativo il prodotto. Mi auguro che sia altrettanto buono come quello dell'anno scorso, però diciamo qualche dubbio che possa essere effettivamente eccezionale c'è. Non fosse altro che l'acqua che favorisce il metabolismo della pianta, favorisce tutti i processi metabolici, quindi praticamente costruttivi, e quindi la produzione dal punto di vista quantitativo. Dal punto di vista qualitativo invece qualche piccolo inconveniente lo genera. Per esempio la quantità di polifenoli presenti nelle olive e quindi poi nell'olio, in presenza di molta quantità di acqua, diminuiscono, e noi invece vorremmo oli molto ricchi di polifenoli, e quindi vedremo al momento della raccolta, perché ancora c'è un buon mese di attesa, e vedere diciamo quel che accade in quest'ultimo mese. Quindi vedremo poi il prodotto che verrà fuori dal Esatto. frutto, ecco. Speriamo bene, insomma. Sì, speriamo bene, ma ci sono buone possibilità. Certo, anche perché poi c'è anche l'opera dell'uomo, no, che va ad incidere sulla salute delle piante. Chiaramente abbiamo il clima, ma poi ne abbiamo più volte parlato, la potatura, come si curano, no, queste piante poi per avere un prodotto di qualità, che è sempre quello poi l'obiettivo. Questo sempre, perché le pratiche culturali sono fondamentali ai fini della produzione, sia dal punto di vista quantitativo sia dal punto di vista qualitativo. Quindi l'uomo in campo e costruisce diciamo il tutto. Presidente Magliocchi, però grazie anche alla vostra organizzazione, insomma qualche dritta, no? Qualche consiglio utile agli olivicoltori, insomma è stato dato, viene dato, è stato anche recepito, diciamolo, perché insomma c'è stata proprio recentemente anche la visita del Ministro per le politiche agricole Gianmarco Centinaio, che ha apprezzato, tra poco lo ascolteremo, perché ha apprezzato proprio la qualità dell'agricoltura calabrese. Presidente, inizia dunque un nuovo anno, insomma nuovi impegni, no? Anche per l'associazione. Sì, l'associazione
in questi ultimi tempi è stata molto vicina agli agricoltori con tutto lo staff tecnico, appunto per essere di supporto alla conduzione, alla buona conduzione dell'uliveto, perché gli uliveti, al di là delle piogge o del caldo, nell'uno o nell'altro caso hanno sempre bisogno di interventi per poterli mantenere bene e riuscire ad avere quel prodotto di qualità a cui tanto noi teniamo, a cui lavoriamo da tantissimo, sollecitiamo sempre i nostri olivicoltori e gli siamo sempre vicini appunto con gli esperti, con gli agronomi, per migliorarsi e avere anche quelle produzioni che riescono a mantenere l'azienda ancora in attività. Certo, la qualità ma anche la redditività poi deve essere noi soffriamo tanto proprio tra qualità e redditività, che poi sfocia nella concorrenza, appunto se non sei presente sui mercati con un prodotto adeguato, abbiamo una concorrenza veramente sfrenata che ci penalizza tantissimo, sia per quantità che per qualità. E noi con i nostri piccoli quantitativi che ormai l'Italia riesce ad esprimere nei confronti di tutti questi paesi emergenti del Mediterraneo, del bacino del Mediterraneo e non, è dura. È dura, certo, perché c'è un'invasione di olio estero. C'è un'invasione di olio estero che purtroppo ci penalizza da una parte, ci penalizza per i quantitativi, ma ci penalizza anche per la qualità, perché una cattiva qualità che viene messa sul mercato a danno di una qualità come quella italiana di eccellente qualità ne soffre molto, ne soffre. Col Ministro abbiamo proprio l'altro ieri discusso su queste cose, per la tutela dei nostri prodotti sui mercati internazionali. Si è parlato del CETA, questo accordo internazionale, uno degli ultimi accordi internazionali che la Comunità Europea ha in atto con il Canada, perché ancora non è definitivo, anche se è operativo in via provvisoria dal quasi 2015, dal 2015 è stato approvato e dal 2016 in via provvisoria è stato reso operativo con i paesi europei e il Canada. Ecco, vediamo proprio in queste immagini che il nostro Enzo Leonetti sta mandando in onda alcuni momenti della prima tappa calabrese del tour del ministro Centinaio, proprio la prima tappa alla Mezzia Terme presso la sede del Coppi, poi si è spostato a Tropea e a Diamante, e ha avuto proprio modo di vedere, toccare con mano, no? Quelle che sono le potenzialità ma anche le difficoltà che attraversano gli agricoltori. Insomma, è rimasto, devo dire, anche molto soddisfatto per le cose che sono state fatte qui in questa nostra regione, ma ha parlato anche, insomma, delle difficoltà anche per quanto riguarda i pagamenti. Tra poco lo ascolteremo, che quello dei pagamenti è uno dei nervi scoperti, no, per quanto riguarda gli agricoltori, e non è stato tenero, devo dire, il Ministro per quanto riguarda l'agenzia. Insomma, ha detto, insomma, bisogna vedere, bisogna cambiare un po' le cose. Il Ministro è stato anzi molto chiaro, schietto nel parlare dei problemi e delle cose che ci affliggono. Non ultimo questo dei pagamenti, come accennava lei, cioè questi ritardi dell'AGEA, che ha ritardi e pagamenti che risalgono, quelli più recenti, al 2015,
e la dice lunga, cioè siamo alla fine del 2018 e abbiamo aziende che devono percepire aiuti riferiti all'anno 2015 e questo, specialmente in agricoltura, è un grandissimo handicap. Il Ministro ha parlato anche degli ungolati, perché stanno facendo tantissimi danni, gli ungolati come il lupo e altre cose. Il Ministro ha preso degli impegni. Allora, a proposito, prima degli impegni del Ministro, perché tra poco ce lo dirà, insomma, anche le impressioni che chi era presente a questo incontro ha avuto da questa visita del Ministro, ascoltiamo proprio Centinaio, perché per lui è stata la prima volta, giusto, in Calabria. Insomma, vediamo le sue impressioni, no? Il suo impatto dopo questa prima tappa alla Metina. La prima impressione che ho è un'impressione di un'agricoltura di qualità, di un'impressione di un'agricoltura differenziata e soprattutto che fa grande il nostro sistema agricolo imprenditoriale italiano e quindi penso che si possa lavorare bene insieme agli imprenditori calabresi e soprattutto lavorare anche a medio-lungo termine con l'idea di migliorare sempre di più e migliorare anche la qualità dei prodotti che distribuiamo e che esportiamo. La Calabria è, insieme ad alcune altre regioni italiane, è l'esempio lampante di quello che è il mio ministero. Agricoltura e turismo, punti di forza del nostro paese, punti di forza di un'Italia che in passato veniva minimizzata, alcune volte anche derisa, però che se ben amministrata, se con la voglia di fare, se con un ottimo rapporto tra gli enti locali, le regioni e lo Stato ci si mette insieme, si fa programmazione a medio-lungo termine, io penso che i risultati si possono arrivare, anche perché in Calabria ci sono imprenditori onesti che hanno voglia di lavorare e che hanno voglia di far vedere la loro bravura e la qualità di questa regione. Ecco, queste le prime parole, no, del Ministro, questa impressione positiva per l'agricoltura. Lei diceva, Presidente, ha preso degli impegni perché intanto si è scagliato, insomma, contro la Gioia, perché ha detto le cose cambieranno. Ha detto che sono stati sbloccati anche alcuni pagamenti e lui ha sottolineato spesso lo Stato è solertano nel pretendere il pagamento che insomma, i cittadini devono, però poi si dimenticano di usare questa stessa celerità quando è lo Stato stesso che deve dare insomma, dei soldi, anche se adesso insomma, lui è venuto in veste di rappresentante, no, del governo, quindi le cose devono cambiare. Sì, anzi il Ministro su questo è stato pure simpatico perché è come dire, dice, lo Stato ha una mano corta e l'altra lunga, no? Corta nell'erogare quelle che sono le sue competenze e molto lunga per quanto riguarda il rastrellamento di fondi, tasse, soldi, eccetera. Ecco, su questo è stato molto preciso, ma io proprio da queste parole mi auguro che nel futuro vengano attuate queste cose che lui dice, anzi ci ha pure promesso che da qui a qualche mese, a breve, ritornerà in Calabria per confrontarsi con tutte quelle che sono le realtà della nostra regione, le realtà associative, aziendali, ecco, di avere un contatto anche con le istituzioni in un modo diverso e in un modo più diretto. Questo me lo auguro perché noi abbiamo avuto anche come Agrinsieme, abbiamo avuto lo scorso anno un confronto con il rappresentante della Comunità Europea John Clark e il nostro Ministro dell'Agricoltura di allora, l'onorevole Martina, dove si parlava proprio ancora del CETA per tutti i problemi di come è un po' stato posto da parte dello Stato canadese nei confronti della Comunità Europea, ma queste cose vanno naturalmente sempre e comunque discusse, tanto che
dal 2016 che è stata l'approvazione, se ne dovrà vedere la definitiva approvazione da parte anche degli Stati della Comunità Europea entro la fine del 2019. Quindi ci saranno e dovranno esserci degli aggiustamenti, perché alcune cose non sono state inserite e addirittura alcune cose sono penalizzanti per la nostra agricoltura. Ma se ci si siede a un tavolo di fronte ad un accordo internazionale, quale può essere quello con il Canada, un paese che importa tantissimi prodotti, io parlo per l'agricoltura, ma il CETA è a 360 gradi, parla di tutta l'industria e di tutte le aziende italiane, per cui è molto ampio. Ma per l'agricoltura, dove noi viviamo, per il vino abbiamo una tassazione in Canada del 35%. Il Canada, per quanto riguarda tutti i prodotti lattiero-caseari, ha delle quote che limitano la importazione dall'Italia in quel paese. Già solo parlare del parmigiano o di altri, per dire quello più conosciuto come formaggio, ma l'Italia ha tantissime altre tipologie di formaggio e altre tipologie di prodotti caseari, ed è limitato. E noi saremmo di fronte ad un mercato che non basterà sicuramente quello che noi produciamo per soddisfare l'esigenza di quel paese. Per cui, se ci sono degli aggiustamenti, guardiamoli, ma non che dobbiamo bloccare il CETA perché il CETA penalizza. Ma penalizza che cosa? Io ho dato in questa occasione atto al Ministro, perché lui, non appena insediatosi nel suo dicastero, era contrario all'approvazione del CETA. Evidentemente non conosceva forse tutto quello che era il CETA in tutta la sua interezza e in tutta la sua importanza, in tutto quello che significa per noi italiani. Certo, ognuno di noi che va a proporre un contratto lo propone a proprio favore, poi ci sediamo, discutiamo e vediamo e si trova la quadra. E così deve essere anche per questo. E vi ho dato atto perché, seguendo proprio questa vicenda, lui, nell'arco di maggior approfondimento e conoscenza di questo trattato, ha incominciato a recedere a quella che era la sua posizione iniziale intransigente di chiusura al CETA. Quindi adesso oggi no, abbiamo il tempo, ne abbiamo discusso. Naturalmente gli ho posto il problema che, per quanto riguarda un prodotto importantissimo per la nostra regione, qual è la IGP olio di Calabria, non si trova inserita nell'accordo del CETA, perché ecco, questa è un'altra delle pecche del CETA, perché non è tanto e solo la IGP olio di Calabria che non si trova inserita all'interno dell'accordo CETA, ce ne sono tante altre. Tante altre voci che riguardano le IGP, le DOP italiane. Noi siamo il paese europeo a maggior certificazione comunitaria, noi abbiamo le eccellenze, noi abbiamo il miglior prodotto oggi che si può trovare in commercio, in tutti i settori. Quindi ci saranno questi aggiustamenti? Ci saranno questi aggiustamenti e dobbiamo approvare, cioè lo Stato italiano si deve fare carico di trovare tutti quegli elementi per portare a compimento quello che è il CETA. Ma i segnali positivi già in alcuni settori si stanno vedendo, settori che non sono quelli dell'agricoltura, ma che stanno avendo dei risultati positivi, grandissimi risultati. Quindi queste barriere togliamole. Quindi insomma c'è comunque questa disponibilità. Sì, ma si era preso l'appiglio su alcuni prodotti che vengono importati,
riferimenti molto importanti, cioè prodotti che possono essere portatori di OGM, di prodotti ancora con alta presenza di fitofarmaci che dannosi per ognuno di noi. Ma lì appunto, ecco, se si va a porre dei paletti, mettiamo, anche perché con questo sistema, l'altra cosa molto importante, i nostri prodotti saranno tutelati all'interno di quel paese, sui mercati di quel paese. Oggi noi andiamo e troviamo prodotti italiani portati tali perché c'è solo la bandierina dell'Italia, ma del contenuto di italiano non ha niente. E su questo il governo ecco, lì saremo tutelati. Ecco, certo. Questo è importante, anche per questo noi dobbiamo, perché a noi quello che danneggia molto le nostre produzioni sono proprio le contraffazioni. Certo. Perché il Made in Italy noi dobbiamo salvaguardarlo, perché il Made in Italy è che è portatore di eccellenza. Uno, come vede prodotto italiano, si ci avvicina tranquillamente e a man bassa acquista e dobbiamo salvaguardarlo. Ormai questo c'è, perché come dicevo noi i grandi quantitativi non li abbiamo, però abbiamo la qualità e dobbiamo garantirla ai nostri produttori, perché per fare qualità c'è grande sacrificio, grande impegno, sacrificio fisico ma anche grande sacrificio economico. Certo, a proposito di economia, che poi insomma le risorse, il dottore Iannotta, parlando proprio con il Ministro, insomma gli ha posto anche la questione del piano olivicolo nazionale, no? Cioè il problema delle risorse. Intanto ascoltiamo la risposta del Ministro e poi torniamo in studio. Insieme al sottosegretario Pesce stiamo ragionando a rilanciare un piano olivicolo nazionale, perché comunque è un comparto che fino a qualche anno fa ci vedeva leader di mercato a livello mondiale e oggi come oggi invece vede l'Italia perdere quote di mercato, e quindi ci vuole una programmazione in questo caso seria, insieme alle associazioni di categoria, insieme alle associazioni, insieme alle DOP, insieme all'IGP, a tutto il mondo dell'olivicoltura, e la tutela dei nostri prodotti rispetto a quanto arriva da altri paesi deve essere una tutela a 360 gradi, deve essere una tutela della qualità. Io voglio che, e questo le dico la parola voglio che il consumatore sia tutelato nel momento in cui va a scegliere il prodotto sullo scaffale, e nel momento in cui il consumatore sceglie olio italiano, io sono convinto che, visto il fatto che noi facciamo tantissimi controlli sulla qualità, io sono convinto che nel momento in cui si sceglie olio italiano si sceglie un olio di qualità. Gli altri oli che arrivano da paesi, in particolar modo extra Unione Europea, non sono della stessa qualità del nostro prodotto. Insomma, dottor Iannotta, più o meno in linea con quanto diceva il Presidente Magliocchi, insomma le idee chiare, anche il Ministro, dobbiamo tutelare il Made in Italy, dobbiamo tutelare la qualità che c'è. No, io sotto certi aspetti sono rimasto anche sorpreso, meravigliato dalla conoscenza dei problemi da parte di questo nuovo Ministro, soprattutto in tema di olivicoltura e di olio, perché essendo la sua estrazione tipicamente nordica, perché lui è parmigiano, quindi poi è leghista, quindi è molto lontano dal mondo olivicoltura e olio che essenzialmente è meridionale d'Italia. Invece ho trovato che lui evidentemente queste problematiche le aveva affrontate, e in merito al piano olivicolo io sottolineavo l'esigenza di far applicare le direttive concettuali contenute in questo piano olivicolo, che sono, se non ottimali, diciamo di grande soddisfazione. Però il supporto economico legato all'applicazione di questi concetti, contenuti di queste indicazioni contenute nel piano olivicolo non ci sono. E lì lui ha dovuto ammettere i limiti del suo Ministero, perché per la ricerca dei fondi purtroppo loro non hanno molte possibilità di farlo, e ha riversato la questione sulle regioni e quindi sui fondi comunitari, che andrebbero indirizzati di concerto con quelle che sono le indicazioni del piano olivicolo. Queste risposte che lui mi ha dato sono risposte di persona che aveva affrontato il problema, che non lo ha colto di sorpresa, diciamo, e questo
mi ha meravigliato da una parte e fatto piacere dall'altra, perché vuol dire che diciamo, questo problema è sentito e sarà diciamo, trattato adeguatamente anche in futuro. Certo, a lui abbiamo chiesto quel che si può chiedere al governo. Il governo ha dei compiti precisi, infatti lui ha preso degli impegni sul fatto dell'etichettatura del prodotto fatto in Italia, eccetera, e questo, come diceva poc'anzi il Presidente, per noi è fondamentale, ma soprattutto per noi, parlo mondo olivicolo-oleario, è fondamentale, ma anche quella di tutela sui mercati internazionali e di tutela sulle importazioni diciamo, da altri paesi con i quali noi non possiamo competere. Quando ci arrivano quei quantitativi di olio dalla Tunisia, è ovvio che provocano uno sconvolgimento totale del mondo oleario olivicolo l'abolizione dei dazi italiano. E lì il problema non è certo regionale, io questo ho voluto far capire al Ministro, il problema è governativo, è ministeriale, è lì che bisogna porre dei paletti, bisogna tutelare il prodotto italiano, che è un prodotto oltretutto non solo dal punto di vista economico, che già è una cosa importante da tutelare, ma anche dal punto di vista salutistico per tutto il mondo dei consumatori, perché noi di questi oli che ci arrivano dalla Tunisia o da altri paesi del Mediterraneo, del Nord Africa, diciamo, non sappiamo nulla, non abbiamo nessuna certezza, perché loro non hanno delle normative indirizzate alla tutela della salute e quindi alla salvaguardia della sicurezza alimentare, non ce l'hanno. Quindi portano questo prodotto e noi non sappiamo nulla, se hanno residui tossici, se hanno diciamo, un'effettiva identità genetica di provenienza, non sappiamo nulla. Sappiamo soltanto che costano la metà, se non di meno, rispetto a quelli che produciamo noi e che quindi sul mercato finiscono per sbancare. Questo non è possibile tollerarlo. Certo, noi ci dobbiamo fermare davvero pochi istanti perché devo dare la linea alla regia, torneremo tra poco in studio, continuiamo ad ascoltare le parole del Ministro e poi degli altri attori, degli altri protagonisti di questa giornata, diciamo, la mattina, tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Eccoci di nuovo in studio, allora ascoltiamo subito, stiamo parlando un po' della visita del Ministro alle politiche agricole Centinaio in Calabria, abbiamo ascoltato le prime impressioni del titolare del Dicastero alle politiche agricole arrivato in Calabria, allora continuiamo ad ascoltare le parole del Ministro proprio per quanto riguarda anche i contributi europei. Dobbiamo ragionare con l'Europa, dobbiamo ragionare sulla PAC, sui PSR, dobbiamo ragionare con le regioni di riferimento. Io sono convinto che a livello economico e finanziario i fondi si possano trovare. Il nostro problema, e penso non tanto alla Calabria quanto al sistema Italia, è che i soldi ci sono, ma non li spendiamo. E quindi cominciamo a capire come utilizzare i fondi che ci sono a disposizione, se c'è bisogno di fare delle modifiche le si possono fare tranquillamente senza problemi, però utilizzando i soldi che l'Europa ci mette a disposizione, perché se noi partiamo con l'Europa che ci mette a disposizione dei fondi e noi non siamo in grado di spenderli, questo è un problema, partendo dagli enti pagatori regionali e nazionali che in questo momento vivono una situazione di difficoltà sul quale vogliamo ragionare e migliorarli. Ecco, quello che dicevamo poi nella prima parte anche di questa trasmissione, insomma le parole del Ministro che non è stato, cioè non le ha mandate a dire, no, agli enti pagatori, perché ha detto così insomma non si può andare avanti, insomma un Ministro che, almeno queste le prime impressioni, che è consapevole, no, anche delle difficoltà degli agricoltori, quando ti arrivano pagamenti con un ritardo di 2-3 anni, è difficile poi, no, andare avanti, continuare a lavorare, continuare a dare qualità, no, dei prodotti, perché poi insomma significa anche questo, vero dottore Iannotti? Sì, è vero, questo diciamo, ma i pagamenti che poi, diciamo, i pagamenti su quello che si è fatto, su quello che si deve fare,
però secondo me è molto importante quello di avere i finanziamenti per fare degli interventi produttivi, ed era questo il senso della mia domanda a cui lui ha risposto, i fondi comunitari eccetera. Noi abbiamo un sistema produttivo vecchio, vetusto, obsoleto, le nostre piante sono tutte secolari, in gran parte dell'olivicoltura calabrese. Quindi abbiamo bisogno di ristrutturare questi impianti, per fare i quali occorrono degli investimenti notevoli a cui non possiamo chiedere uno sforzo totale ai nostri olivicoltori, che non avrebbero la possibilità di fare questo. Quindi io chiedevo al Ministro se il piano olivicolo dà delle indicazioni in questo senso di ristrutturazione e quindi di riforma delle strutture produttive, i fondi poi dove li prendiamo? E allora lui mi rispondeva dicendo che praticamente bisognava fare riferimento alla regione, specificatamente al PSR, e quindi di indirizzare, di canalizzare questi fondi attraverso. Poi di conseguenza vengono i pagamenti, perché una volta fatte queste cose, diciamo, c'è anche il problema dei pagamenti. Ma quello è un problema conseguente, diciamo, a mio giudizio è molto più importante avere dei punti di riferimento degli investimenti da fare e effettivamente di individuare delle criticità sulla filiera che ci sono e che partono proprio dalla vetustà degli impianti, e che quindi il dottore Taccone, che è uno storico produttore di olivi, poi lo sentiremo nel corso della trasmissione perché anche lui ha espresso il suo parere al riguardo, significava proprio questo, praticamente questa esigenza che per l'Italia meridionale, per l'Italia olivicola, ma in particolare per l'olivicoltura calabrese, è ormai un problema improcrastinabile. Certo, intanto continuiamo ad ascoltare, no? Le interviste realizzate a Lamezia, cioè l'onorevole Furgiuele che è stato, diciamo, il promotore, no? Della visita del ministro Centinaio qui in Calabria. Tra l'altro il ministro ha parlato anche di tante altre cose, del problema del caporalato, che è un problema anche serio, no? Che riguarda non solo la Calabria ma un po' riguarda tutto lo stivale. Lui ha usato queste parole, ha detto io non voglio schiave, insomma il giro di vite, ha annunciato anche questo giro di vite per quanto riguarda appunto questo problema che, ripeto, riguarda tutto lo stivale, quello del caporalato. Ma torniamo all'intervista dell'onorevole Furgiuele. Fa parte chiaramente della Lega, stesso movimento, stesso partito del ministro Centinaio. Tra l'altro ha parlato anche delle prossime regionali, ma questa è una parentesi che insomma non interessa questo nostro spazio che viene dedicato esclusivamente all'agricoltura e anche al turismo, perché insomma titolare anche del Dicastero del Turismo. Ascoltiamo l'onorevole Furgiuele. Era doveroso partecipare e portare il Ministro che si occupa di una delega così importante come l'agricoltura sul nostro territorio. Lo abbiamo fatto molto volentieri e questa presenza però si inserisce nella filiera di una serie di presenze che il Governo sta mandando in Calabria perché vuole attenzionare questa regione, una regione importante che ha tante risorse che devono essere valorizzate. Noi la giornata di oggi qui a Lamezia Terme si inserisce anche in un tour che ci condurrà a parlare di turismo a Tropea e poi ancora a valorizzare un'iniziativa come quella del Festival del Peperoncino a Diamante, quindi attraverseremo la Calabria e daremo l'opportunità al Ministro di avere cognizione di quella che è la realtà del nostro territorio. E l'hanno attraversata la Calabria perché infatti dopo Lamezia sono andati a Tropea. Il Ministro ha detto è una perla questa cittadina, ha detto è veramente un valore a livello mondiale, e poi insomma anche a Diamante per il Festival del Peperoncino. Prima di commentare insomma queste giornate intense, no, del Ministro e degli spunti che sono venuti fuori, no, da questi incontri, ascoltiamo anche Mauro Dacri, che è il delegato all'agricoltura per la regione Calabria, presente anche Mauro Dacri all'iniziativa di Lamezia Terme.
Sono tre le problematiche che dobbiamo agire, quella sui pagamenti, perché c'è un sistema che è stato ribadito dagli imprenditori, è stato ripreso più volte anche dal Ministro per quanto riguarda i pagamenti, perché si possono fare tante cose bene, però se non arrivano i soldi, se il piano di sviluppo rurale viene bloccato dalla strozzatura dei pagamenti, noi siamo una delle prime regioni e io dico, se noi non c'era questa problematica dei pagamenti forse eravamo la prima che ci stiamo lavorando, e quindi di intervenire immediatamente sul sistema informatico nazionale e su AGEA. L'altro problema, ho detto, qui gli agricoltori hanno detto una cosa, bisogna vedere il reddito agli agricoltori, è stato ripreso e ci giochiamo una partita importante perché andiamo a scrivere la nuova piano di sviluppo sia regionale che nazionale, quindi ho chiesto al Ministro di intervenire ed essere protagonisti anche con l'Europa, e l'altra è quella della ristrutturazione dei debiti. Questi sono i macro temi, poi gli altri problemi, ci sono i cinchiali che vanno affrontati, se ne è parlato apertamente che è un problema non solo calabrese ma italiano, e qui bisogna intervenire, anche lui ha detto che bisogna intervenire con un tavolo con i due ministri, ambiente e agricoltura. Questi sono i macri problemi, ma poi ci sono tanti altri problemi che ci siederemo al tavolo e ne discuteremo. Beh, insomma, Presidente, il Ministro ha preso tanti impegni, insomma è stata una giornata davvero intensa, perché ha ascoltato tutti, no? Ha ascoltato gli agricoltori, la parte politica, insomma ha ascoltato un po' tutti, insomma un bel carico, no? È stato molto paziente, no? Sì. A recepire tutti questi messaggi, tutte queste esigenze. Certo, quando c'è una presenza così importante nella nostra regione, cerchiamo sempre di portare avanti tutti quei problemi che purtroppo la Calabria si trascina, problemi irrisolti, problemi che ancora oggi, pur avendo una agricoltura all'avanguardia, ma dobbiamo anche chiederci perché all'avanguardia, perché c'è un sacrificio degli imprenditori calabresi enorme, e qui abbiamo fatto rilevare al Ministro che le istituzioni non sono presenti per come dovrebbero essere o per come si crede siano. C'è solo ed esclusivamente un impegno degli imprenditori. La Calabria va avanti e sta andando avanti per i sacrifici dei nostri imprenditori agricoli, in tutti i settori, perché con enorme sacrificio, ecco, già un Ministro che si rende conto che vi sono dei pagamenti arretrati di anni. Oggi l'imprenditore ancora sta andando avanti. Con quali forze va avanti? Con le forze proprie, con le proprie economie, indebitandosi anche, mettendo a garanzia tutto quello che ha, anche la persona, tutto. E allora vogliamo alla fine trovare la possibilità di alleviare questi sacrifici, di alleviare questi impegni, di dare le soddisfazioni di sostegno, di far conoscere bene il prodotto nei mercati internazionali, di valorizzare e tutelare questo prodotto così importante per quella che è tutta l'economia della nostra Calabria. Altra cosa che noi abbiamo sottolineato al Ministro è il problema della vendita dell'olio, cioè dei prezzi di mercato, perché l'olio fa riferimento al prezzo di mercato della Borsa di Bari. Borsa di Bari che stabilisce per tipologie di olio il prezzo della giornata. Però l'olivicoltore, il produttore, quando va a trattare con la grande industria, trova 1000 cavilli da parte dell'industria a vedersi riconosciuto quello che è quel prezzo. Allora ci deve essere un sistema di tutela per il produttore da parte delle istituzioni, perché se riusciamo ad importare a dazio zero tantissimo olio dalla Tunisia, ma allora perché non dobbiamo tutelare quel poco prodotto di grande qualità che il nostro produttore ha e che ha un riferimento di borsa e non gli viene riconosciuto? Ecco, queste sono le cose che noi al Ministro
abbiamo sollecitato, ho sottolineato, gliele riproporrò e mi auguro a breve, come ha detto lui, che ritorni in Calabria, di rivedere anche il sistema delle associazioni, perché se si pretende che le associazioni olivicole, che prima svolgevano un lavoro amministrativo, si devono trasformare in associazioni commerciali dalla sera alla mattina. Vogliamo dargli la possibilità e gli strumenti adeguati per svolgere questo ruolo? Oggi un'associazione che fino a ieri svolgeva un lavoro amministrativo, era, diciamo, io lo dico volgarmente, il passacarte, no? Come puoi pretendere che quel passacarte oggi diventi un esperto commerciante con i problemi che dicevo prima della borsa eccetera? Allora facciamo le modifiche, adeguiamo tutte le cose, però regolamentiamole, diamo sicurezza a tutti gli operatori, al produttore, al commerciante, all'imbottigliatore, a chi assiste queste figure, ecco, allora sì che si va avanti e c'è sviluppo. Certo. E se il Ministro, come ha detto, io mi auguro, lo metteremo alla prova, vedremo. Beh, certo, questo diciamo è stato il primo approccio, no? Certo. con la Calabria, con i problemi della Calabria, poi bisognerà vedere poi in seguito come si andrà avanti, però abbiamo sentito che un po' erano tutti soddisfatti, no? di questa visita, delle parole utilizzate dal Ministro. Sì. Intanto ascoltiamo ancora l'onorevole Mauro Dacri. Bisogna fare sinergia tra i finanziamenti del piano nazionale e il piano di sviluppo rurale, quella sinergia che dicevo poco fa, quindi bisogna costruire, perché questo settore dell'olivicoltura in Calabria è un settore importante, perché se noi pensiamo che il 34-35% del territorio è ricoperto da questo frutto, quindi noi siamo la seconda regione in Italia a produrre, su questo dobbiamo investire e dobbiamo fare tanto. Noi abbiamo fatto in Calabria più riunioni con le OP olivicole, un messaggio che è venuto fuori è quello che noi dobbiamo cercare di fare più aggregazioni, metterci insieme, oppure perché la nuova normativa, se non hanno alcuni volumi, non si può essere più riconosciuti. Noi abbiamo fatto una battaglia come Calabria a mantenere con le associazioni olivicole il riconoscimento, ma questo forse non basta per il futuro, quindi bisogna continuare con questo tavolo e aggregarsi ancora di più. Beh, eccoci di nuovo in studio. Allora, abbiamo detto c'era tantissima gente all'incontro con il Ministro, dicevamo prima, Presidente, sono rimasti tutti soddisfatti, no? Queste parole utilizzate, gli impegni assunti, abbiamo detto insomma che dovrà mantenerli poi questi impegni. Allora, intanto ascoltiamo Statti, che è il Presidente di Confagricoltura Calabria, e poi ritorniamo in studio. Una persona che vuole ascoltare quelle che sono le esigenze reali degli imprenditori, è una persona disponibile all'ascolto e determinata anche nel portare avanti determinate iniziative che possono risultare di assoluta utilità per il mondo agricolo italiano, nel nostro caso calabrese. Abbiamo parlato di tante cose e abbiamo sottoposto alcuni punti che riteniamo fondamentali per la salvaguardia da una parte, la tutela, ma anche per il rilancio dell'agricoltura calabrese. Abbiamo parlato per esempio del problema degli ungulati, un problema che sta minando in maniera pesante le aziende degli imprenditori calabresi. Bisogna assolutamente che la politica trovi una soluzione anche normativa per procedere velocemente ad abbattere questi animali che continuamente provocano danni esagerati alle aziende. Dicevo, noi non vogliamo indennizi, noi vogliamo che si risolva il problema. Abbiamo parlato anche per le prospettive future di un'ipotesi di ristrutturazione finanziaria delle aziende agricole, naturalmente compatibilmente con quelle che sono le normative comunitarie, però è necessario che governo e regione si siedano intorno al tavolo e trovano
quegli strumenti che consentono agli imprenditori calabresi di pianificare il rientro delle loro esposizioni bancarie con delle operazioni a medio-lungo termine. Tutto questo insieme a tant'altro, anche abbiamo parlato del SIAN, del problema AGEA-SIAN, al quale il Ministro ha già dato un'occhiata e ha già mandato avanti alcuni provvedimenti, rappresentano per noi il collo di bottiglia nell'erogazione dei contributi comunitari. La Regione Calabria è la terza regione in termini di erogazione, ma questo non ci fa assolutamente star tranquilli, ci rendiamo conto costantemente, quotidianamente, che AGEA SIAN rappresentano il cosiddetto collo di bottiglia, troppe anomalie, troppi ritardi ingiustificati. Pertanto riteniamo che per dare risposte immediate agli imprenditori calabresi bisogna mettere mano a questo sistema. Abbiamo parlato anche abbiamo chiesto al Ministro massima attenzione sulle importazioni a dazio zero, rappresentano per noi un vero problema. Per l'olio Confagricoltura si è battuta tantissimo per bloccare l'ulteriore assegnazione che si paventava per olio a dazio zero, ci siamo riusciti, oggi però chiediamo di continuare a vigilare e battere i pugni nei tavoli comunitari affinché questo non si verifichi più. Dobbiamo ridare reddito agli imprenditori calabresi e questa è la chiave di volta. Gli imprenditori non vogliono assistenzialismo, gli imprenditori vogliono continuare a investire non solo con i fondi comunitari, anche con risorse proprie, però devono poter guadagnare. Siccome siamo imprenditori onesti e abbiamo un'imprenditoria sana in Calabria, ci servono quelle tutele anche di carattere commerciale che possano consentire di tradurre i nostri sforzi in redditività. Certo, il reddito per gli imprenditori, ma io aggiungo anche, perché poi quello, no? La garanzia della qualità per il consumatore, perché questo è anche importante. Quando... Le cose sono legate. Certo, e quindi anche c'è questa educazione, dottore Iernotti, per il consumatore, perché il consumatore deve sapere, cioè deve essere consapevole nell'acquisto, giusto? Se io compro un olio devo sapere che olio vado a comprare. Se io posso spendere tot, magari so che magari avrò un olio di bassa qualità, ma devo saperlo, devo essere consapevole. E infatti per fare questo ci sono le certificazioni e questo è il motivo per il quale noi nutriamo tante speranze per gli effetti che il riconoscimento IGP olio di Calabria potrà avere sul mercato, perché la certificazione IGP olio di Calabria permette proprio questo, quello di produrre con alle spalle un disciplinare molto preciso e anche molto severo che stabilisce le norme per la qualità in tutte le sue sfaccettature, quindi a cominciare da quella della sicurezza alimentare, poi a quella del gusto, quindi le capacità organolettiche, a quelle salutistiche e anche, diciamo, a quelle nutrizionali. Sono tutti aspetti fondamentali per i quali poi è possibile richiedere un maggiore sforzo al consumatore, perché diamo un prodotto di qualità e soprattutto un prodotto certificato. Allora, noi siamo davvero quasi in chiusura, quindi accelero perché dobbiamo sentire ancora il padrone di casa del COP, il presidente Taccone, e poi il vicepresidente nazionale di Confagricoltura Nicola Cirento. Allora, iniziamo da Taccone, sempre sulle impressioni, la visita del Ministro. L'incontro con il Ministro è stato certamente un incontro anomalo, perché io ho persone così disponibili, pronte al colloquio, all'incontro, a parlare delle problematiche, ne ho visti pochi in realtà. Mi auguro che alle parole succedano i fatti, voglio sperare che sia così, ecco, allora speriamo tanto che sia così. Viceversa, per quanto riguarda le problematiche olivicole, quelle che sono state presentate oggi sono una parte delle problematiche, un'altra parte fondamentale della problematica è la ristrutturazione dei vecchi impianti olivicoli. Noi abbiamo 170.000 ettari di oliveto tradizionale costruito 2 secoli fa per la raccolta a mano. E dobbiamo
e viceversa avere delle strutture che possano permetterci una meccanizzazione totale delle strutture, perché se no non possiamo essere concorrenziali con nessun'altra produzione mondiale di olio d'oliva. Sono dell'olio, purtroppo appartiene alle commodity, anche un olio di buona qualità è comunque una commodity, quindi dobbiamo affrontare il problema dei prezzi in funzione di quelle che sono le concorrenze mondiali, e per far questo dobbiamo rinnovare totalmente la nostra olivicoltura. Ecco, queste sono le parole del Presidente del COP. Io devo accelerare, quindi volevo ascoltare anche il Vicepresidente nazionale di Confagricoltura, Nicola Cilento. Beh, io penso che sicuramente vedere con gli occhi e toccare con mano una Calabria che purtroppo spesso non si racconta, che la Calabria è fatta di tanti imprenditori per bene, di tanti lavoratori e lavoratrici che lavorano nelle aziende dei nostri associati, ma non solo dei nostri associati. Quindi un ministro che purtroppo a volte, attingendo solo dalle notizie che gli arrivano attraverso gli organi di stampa, si può fare un'immagine distorta. Io penso sia una buona abitudine quella delle massime istituzioni che ogni tanto vanno sul territorio nel proprio settore a capire e a vedere cosa succede e cosa si fa. E questa impressione l'ho colta tutta, io ho colto quasi un atteggiamento di meraviglia di un ministro nel vedere una struttura come quella che stamattina ci ospita, l'OP-COP, il nostro associato di Confagricoltura, che è un OP storica ortofrutticola che occupa decine e decine di lavoratrici e di lavoratori, che osserva tutte le leggi che riguardano sia la materia del lavoro ma anche quelle dell'igiene sul luogo di lavoro, sulla sicurezza alimentare, che esporta i prodotti, le eccellenze calabresi, dagli agrumi alla cipolla alle fragole in tutta Italia, in tutta Europa. Questa è la Calabria che noi dobbiamo comunicare e questi sono gli imprenditori che Confagricoltura vuole rappresentare e tutelare al cospetto delle istituzioni. Beh, il tempo a nostra disposizione purtroppo è volato, è terminato. Allora, Presidente, dobbiamo salutare, però allora aspettiamo la prossima visita del Ministro, vedremo insomma quanti impegni alla prossima visita saranno mantenuti. Velocissimo dobbiamo essere. Io con una punta di scaramanzia mi fermo qui, nel senso di aver accolto veramente con soddisfazione la presenza del Ministro, quello che ha detto e gli impegni che ha preso. Io mi auguro, che ci siano poi i fatti, perché di promesse, parole, eccetera, in Calabria ne abbiamo ascoltate tante. Al Ministro abbiamo fatto vedere cos'è l'agricoltura in Calabria, anche come sottolineava il Vicepresidente nazionale Cilento, una Calabria viva, una Calabria moderna, una Calabria che fa agricoltura innovandosi, cioè una agricoltura oggi all'avanguardia, frutto sempre di quel sacrificio di imprenditori onesti, di imprenditori sani, di imprenditori che credono nel loro lavoro, nelle loro capacità, nelle loro volontà e nel prodotto che vanno a portare in giro sui mercati internazionali. E su questo ci dobbiamo fermare, allora aspettiamo la visita Aspettiamo speranzosi. Aspettiamo speranzosi, grazie come sempre al Presidente Magliocchi, grazie al Dottor Nino Iannotti e grazie come sempre anche a voi, alla prossima, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.